Vescovo di Treviso Tomasi per la prima volta in visita all'ex caserma Serena, centro di accoglienza per i richiedenti asilo. L'appello a parrocchie e istituzioni perché ognuno faccia la propria parte. Dal prossimo fine settimana torna il volo diretto tra Treviso e Londra, scalo a Luton, l'annuncio oggi del sindaco Mario Conte che promette a breve la passerella pedonale sulla Noalese. Ex caserma Piave parlano gli attivisti del centro sociale che raccontano come hanno recuperato il sito. Il sindaco smorza le polemiche su un'imminente chiusura, contratto in vigore per altri 2 anni. Esponenti della Lega da tutta la provincia, il direttore generale dei colleghi dell'ULS, Folla Camalò per l'ultimo saluto a Michele Montagnier, morto 47 anni, la commozione nelle parole del segretario Coin. Fuga dalla Lega per il coordinatore provinciale Chiessi. In Forza Italia le porte sono aperte a tutti, intanto Renzi annuncia la candidatura alle europee, scelta condivisa con il territorio, dicono dei Tagliaviva. Siglato l'accordo per la cessione di ramo d'azienda di Safilo, Atelios e Novatec, ma il fronte sindacale si spacca, tutti i dipendenti ricollocati salvi posti di lavoro. Red Canzian, voce bassista dei Pus, rappresenta l'inaugurazione del Sentiero della Musica, ha raccolto l'appello lanciato dal creatore del percorso di Comedico Superiore attraverso la nostra emittente, il taglio del nastro in autunno. Buonasera, ben ritrovati. Questi dunque i titoli di oggi. Visita questa mattina dal Vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi, al centro di accoglienza delle ex caserme Serena. Forte appello a tutti, parrocchie, istituzioni, ma anche agli stessi migranti perché ognuno faccia la propria parte. La questione dell'accoglienza è importante che venga condivisa soprattutto dalle comunità che accolgono. Lì dove ci sono possibilità, lì dove ci sono risorse, è bene che le parrocchie si attivino, avranno tutto il sostegno sia logistico che anche di mediazione, per esempio dalla Caritas. La diocesi di Treviso apre all'accoglienza dei nuovi invii di migranti nelle parrocchie. A confermarlo oggi il vescovo Tomasi in visita all'ex caserma Serena, dove ha celebrato la Santa Messa aperta anche alla comunità musulmana. Un segnale concreto della Chiesa quindi alle istituzioni, ma anche agli stessi migranti, sottolineato dall'omelia con un passaggio ben preciso. Ognuno deve fare la propria parte, ci sono le istituzioni dello Stato, ci sono gli enti locali, ci sono le cooperative, le associazioni, c'è la Chiesa, ci sono le comunità religiose. Questa è la storia del nostro tempo, le persone sono in movimento e sono qui da noi e sono persone. Anche loro devono fare la loro parte di inserimento nel tessuto sociale. Certamente, certamente, e chiaramente lì dove ci sono comportamenti sbagliati si sanzionano i comportamenti sbagliati perché è giusto che sia così, ma lì dove c'è la voglia di inserirsi, la voglia di lavorare, non è uno scherzo per nessuno di loro. Lavoro quindi come elemento essenziale di inserimento nelle nostre comunità, accompagnato però anche da strutture abitative che diano una reale indipendenza personale. Per questo anche oggi si è parlato del progetto del sindaco di Treviso per una sorta di ufficio di collocamento al lavoro dei migranti. Abbiamo consegnato al sindaco una lista degli ospiti con le professionalità che si portano dietro, quindi con i loro bagagli culturali. Momento difficile però è quello successivo, perché il lavoro in questa provincia è molto florida da questo punto di vista, mentre almeno lo è dal punto di vista abitativo, e quindi i ragazzi poi non trovano, una volta trovato lavoro, una sistemazione, una casa. E qui torna l'esperienza di 20 anni fa con gli immigrati che lavoravano nelle fabbriche e dormivano in case o capannoni diroccati o nella rullotopoli della Croce Rossa lungo la strada ovest, per i quali poi gli industriali costruirono a Casier 20 appartamenti, oggi di proprietà del comune. L'idea di 20 anni fa di Casier probabilmente potrebbe anche essere una sorta di ripresa, ma dobbiamo far capire ai piani alti che diano anche secondo me, una possibilità di sgravi fiscali, cioè incentivare anche gli industriali a poter dare una mano alle amministrazioni e mettersi assieme per trovare delle nuove disponibilità, delle nuove risorse. Dal prossimo fine settimana torna il volo diretto Treviso-Londra, l'annuncio oggi del sindaco Mario Conte. Siamo riusciti a riportare la rotta Londra-Treviso, che è una rotta importante sia per i trevigiani che vogliono andare a Londra, sia per i tanti trevigiani che vivono a Londra e che vogliono rientrare a casa. Dal prossimo fine settimana Treviso torna a collegarsi con Londra. Prenotazioni aperte per i voli tra l'aeroporto Canova e quello inglese di Luton con Ryanair. Voli previsti nelle giornate di mercoledì e domenica. Credo che anche passata la tornata elettorale
dove i rappresentanti del Comitato No Aeroporto hanno raccolto circa una sedicina di voti. Insomma, io credo che non ci sia più un tema da questo punto di vista. Sindaco molto attento ora a migliorare soprattutto l'area esterna del Canova, dove sta avanzando il cantiere per la passerella pedonale sopra la Noalese. Credo che nel giro di qualche mese la passerella sarà completata, anche perché al netto delle opere di fondamenta poi la passerella è una struttura prefabbricata e quindi di veloce composizione. L'abbiamo chiesta con il doppio ascensore, con le rampe, quindi insomma è una struttura decisamente importante, ma soprattutto la attendiamo con fiducia per risolvere i problemi viari. Siamo alla cronaca, proseguono da parte della polizia le indagini per risalire al conducente passeggero dell'auto pirata che domenica sera in via Radaelli a Treviso ha urtato 2 auto e travolto una ciclista 69enne mandandola in ospedale in serie condizioni. La vettura, una Mercedes, era stata notata poco prima in via Ellero da una volante che aveva intimato l'alta. L'individuo al volante, invece di fermarsi, è ripartito ad alta velocità. Nell'inseguimento ha investito la ciclista per poi abbandonare il mezzo e scappare a piedi. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia locale, mentre le indagini sugli autori della scorribanda sono affidate alla Polizia di Stato. Ed ora parliamo dell'Open Piave e le varie realtà che ruotano attorno all'ex caserma Piave dicono non si toccano. Lo hanno detto a gran voce nella conferenza stampa mostrando le iniziative, i progetti e tutti i lavori realizzati. Ogni realtà, ogni associazione ha fatto la propria parte per riqualificare l'area dell'ex caserma Piave, un'area concessa nel 2017 dal sindaco Manildo. La notizia di una perizia richiesta dal comune ha fatto tremare quanti per anni hanno lavorato in quest'ottica. In una conferenza stampa, Open Piave e quanti gravitano attorno a questo progetto hanno voluto mettere i puntini sulla I. La parte dell'immobile a loro disposizione non si tocca, molti lavori effettuati. All'appello manca, ci spiega un architetto che sta curando le opere, solo uno spazio che ancora non è stato consegnato. Essendo rientrato nel nostro comodato d'uso, noi abbiamo sempre richiesto che venissero liberate dalle traversine presenti e questo è stato fatto solo in parte a periodi e poi riempito di nuovo e ci troviamo con uno spazio che non è a nostra disposizione, nonostante sia all'interno del comodato d'uso. Open Piave ha lavorato per mettere insieme realtà diverse. La cosa interessante è nata in questi anni, verificata in questi anni, è che si possono creare interazioni tra un centro sociale, un centro per disabili che attualmente lavorano già insieme per creare delle attività trasversali, interattive. Noi nello specifico dal 2016 lavoriamo principalmente con i migranti, nasciamo in un momento particolare, quindi durante la crisi umanitaria del 2016 e abbiamo sempre operato sul fronte migratorio principalmente, cercando di creare poi una finestra tra quello che è il mondo dei centri di accoglienza e quello che è il mondo esteriore. Se questo spazio venisse meno sarebbe davvero una catastrofe per le associazioni. Non lo voglio neanche pensare. Non voglio neanche pensare perché vuol dire vedere sulla strada una cooperativa, perché ci siamo esposti, e poi anche le persone con disabilità che dovrebbero in pratica circolare in questo spazio qua, anche perché l'idea è quella di far sì che questo spazio qua sia uno spazio alternativo al centro diurno, quindi qualcosa di completamente innovativo, insomma, proprio soprattutto inclusivo. A placare le polemiche il sindaco di Treviso. Fino a scadenza del contratto nessuno toccherà quell'area. Nessuna volontà di danneggiare nessuno, anzi, siccome quella è diventata casa delle associazioni, sarò ben lieto di incrementare la presenza di associazioni andando a inserirne anche altre. Nicola Vendraminetto di Django ha voluto togliersi comunque un sassolino dalle scarpe, tornando a parlare di un processo relativo a multe per 30.000 euro inflitte dai vigili urbani per irregolarità riscontrate durante un evento. E abbiamo vinto, cioè sostanzialmente le multe sono state annullate perché sostanzialmente è parte della convenzione il fatto che noi possiamo fare degli eventi per sostenere le spese di gestione di recupero dello spazio stesso. Quindi il comune è stato condannato a pagare le spese processuali. Caro vita, caro scuola, e lacune nella pianta organica degli insegnanti ad una settimana dall'avvio dell'anno scolastico, l'appello dell'assessore regionale Donazzan. Il caro scuola quest'anno pesa non poco sulle famiglie che già devono sostenere gli altri aumenti. A risentirne sono in particolare le classi prime, medie e superiori, con un aumento generalizzato del 10%. Questo si riflette anche sugli insegnanti, spiega l'assessore regionale alla formazione.
Io credo che questo dovrebbe essere affrontato in maniera molto forte a livello centrale, perché il tema del caro della vita, peraltro più cara a nord che a sud, ed è per questo che molti insegnanti non vengono a vivere e a lavorare in Veneto, in Lombardia, nel nord Italia, perché c'è anche questo tema della differenza tra territori. Un insegnante che prende 1.200-1.300 euro e ha un affitto di 700 euro e magari una famiglia è impossibilitata. E quindi alcune scoperture della pianta organica sono anche legate a questo. E questa è una cosa che preoccupa molto me. Il ministro Valditara ne ha anche parlato ed è stato subito attaccato rispetto al costo della vita così differente tra territori. Sulla questione libri, Donazzan poi evidenzia. Ho sempre detto: ma perché si devono cambiare tutte le volte? Ma perché si devono acquistare? Le scuole stanno anche facendo mercatini interni, ma il costo è veramente grave e questo va ridotto. Ma se il caro libri non bastasse, spesso ci si scontra anche con richieste assurde di materiale da parte di determinati insegnanti, come lamentano molti genitori. Io mi auguro che nelle scuole, soprattutto nella loro collegialità, no? Quando gli insegnanti devono stare insieme a confrontarsi, tutto questo peso, tutta questa anche ansia. Vedete, la professoressa Lucangeli in un incontro importante a cui ho partecipato a fine anno scolastico ha detto: il sentimento che i ragazzi, soprattutto delle scuole superiori, provano, ma anche nelle medie, è ansia. Non si può andare a scuola con l'ansia, a scuola si deve andare col sorriso. Siamo alla cronaca, incidente domestico questa mattina intorno alle 13 nel pieno centro a Treviso. Un anziano è caduto nella sua abitazione al terzo piano di una palazzina riportando ferite che richiedevano cure mediche. Non potendolo trasportare per le scale, le squadre dei Vigili del Fuoco hanno utilizzato l'autoscala con una barella vincolata per portare a terra l'uomo, che poi è stato affidato ai sanitari del SUOME, che lo hanno trasportato al Cafoncello. Ed è stato trovato in possesso di 2 coltelli di 12 e 22 centimetri, di cui uno a serramanico. Un giovane 23enne di origini moldave fermato dai carabinieri in centro a Mogliano da una pattuglia dei carabinieri impegnata la scorsa notte in una serie di controlli sul territorio. Il giovane fermato a bordo di un'auto è stato deferito in stato di libertà per porto di armi e oggetti atti ad offendere. 2 coltelli sono stati sequestrati. Ed ora siamo alla politica. Il lavoro che abbiamo fatto ha reso il partito strutturato e con idee chiare. L'avvicinamento di politici di altre compagini ci sta dando ragione, a dirlo il coordinatore provinciale di Forza Italia, Fabio Chiesa. Abbiamo persone che vedono con favore il nostro partito in questo momento, che vedono una prospettiva. Al di là che arrivino dalla Lega o che arrivino da altri partiti, devo dire che noi abbiamo sempre cercato di aprire le porte a tutti coloro che vogliono ragionare su alcuni principi, su alcuni valori che Forza Italia ha sempre incarnato. La fuga di alcuni leghisti verso Forza Italia non sarebbe isolata. Altri politici potrebbero approdare presto al partito di Berlusconi. Ci stiamo riprendendo da un periodo difficile, spiega Fabio Chiesa, e vedere molte persone che si stanno avvicinando a noi dà l'idea che il lavoro fatto in questi anni ha reso il partito più solido, più strutturato, per cui benvengano persone di esperienza. Il riferimento è evidente. Venerdì l'ufficializzazione del passaggio dalla Lega a Forza Italia dell'ex senatore Giampaolo Vallardi. È una persona di grande esperienza che ha ricoperto ruoli importanti anche a livello nazionale, soprattutto per quello che riguarda i temi dell'agricoltura, ed è importante che porti le proprie conoscenze e la propria professionalità all'interno del nostro partito. Progetti e obiettivi ben chiari. Abbiamo il prossimo anno quasi 60 comuni che vanno a voto in provincia di Treviso, ci stiamo preparando, abbiamo anche dei ragionamenti, stiamo facendo sulle europee che si voteranno nel 2024 e poi ci si avvierà verso le regionali, per cui tutte scadenze che vedono il partito lavorare molto sul territorio. Non solo politici, ma anche molti giovani, spiega Fabio Chiesa, si stanno avvicinando al partito, non solo. Quello che stiamo facendo in Forza Italia è recuperare tutto un elettorato che in questo momento si sente orfano o molte volte non va a votare perché non trova delle motivazioni. In Forza Italia stanno cercando di ridarle partendo dai programmi, partendo dagli uomini sul territorio. Poi se questi programmi attraggono anche persone di altri partiti, ben venga, ma noi sicuramente non facciamo scouting sugli altri partiti. Insomma, una campagna acquisti che sembra dare ragione a Forza Italia e rischia di vedere la Lega orfana di esponenti di spicco. Sull'argomento il presidente Zaia glissa e si limita a dire: non penso nulla, nel senso che sono attività delle segreterie politiche, se vuole le rispondo dei problemi dell'amministrazione.
Italia Viva alle prese con l'annuncio del leader Matteo Renzi di volersi candidare alle europee. Nel centro nessun cambio di pelle, dicono dal partito, ma la costruzione di un progetto riformista condiviso a metà ottobre i congressi. Devo dire che come al solito Matteo Renzi non si tira indietro sulle sfide che possono sembrare difficili, lui riesce sorprendentemente sempre a trovare una collocazione giusta e corretta per la politica riformista che intende portare avanti. Il divorzio con Carlo Calenda è ormai definitivo, lo conferma la decisione di Matteo Renzi in vista delle europee 2024. Sarà candidato nel collegio di Milano con la lista de Il Centro. Calenda lo bolla come un progettino e tira dritto, mentre nel territorio gli esponenti di Italia Viva si ritrovano per l'ennesima volta alle prese con un'improvvisa virata del loro leader, anche se la coordinatrice regionale Martina Cancian parla di scelta concordata. Un annuncio condiviso, la nuova sfida per Italia Viva e per tutti i riformisti è quella delle europee del 2024. Abbiamo 9 mesi per lavorare per un nuovo schema politico riformista, moderato, che possa aggregare varie tradizioni anche che hanno fatto grande la storia del nostro paese, quali i socialisti, i liberal-democratici, i popolari, e Matteo si è preso questa responsabilità, quella di costruire questo schema politico nuovo in Europa e di poter aggregare tutti coloro che hanno voglia di costruire questo progetto. Sul tavolo c'è l'ipotesi di abbassare la soglia di sbarramento per Strasburgo dal 4 al 3%, ma il tema, sottolinea Cancian, non è questo. Il nostro progetto politico per l'Europa non vuole solo superare la soglia di sbarramento, ma vogliamo che tutti i partiti siano rappresentati in Europa. Italia Viva guarda non solo alle europee ma anche alle amministrative del 2024, a cui approderà dopo essersi riorganizzato sul territorio come vero e proprio partito. Noi, per quanto riguarda Italia Viva, siamo ormai vicini ai nostri congressi che si terranno a metà ottobre. La base finalmente potrà votare i rappresentanti locali, quindi provinciali, regionali e poi anche nazionali, delegati che quindi avranno dalla loro la forza di un voto che proviene appunto dagli iscritti. Siamo fiduciosi di riuscire a concludere questo nostro percorso. Nel pomeriggio a Camalò di Povegliano l'ultimo saluto a Michele Montagnier, militante della Lega scomparso venerdì scorso a soli 47 anni. Ricordo in un commovente messaggio dell'amico Dimitri Coin: te ne sei andato all'improvviso, non eravamo pronti. C'è un profondo silenzio quando il feretro di Michele Montagnier entra nella chiesa di Camalò. Ad accompagnarlo la moglie Viviana, i familiari, i colleghi di lavoro dell'USL con il direttore generale Francesco Benazzi e poi gli amici della Lega, rappresentanti della Giunta, il sindaco Conte e il vice sindaco Manera, consiglieri comunali di oggi e delle precedenti amministrazioni. A ricoprire la bara una cascata di girasoli gialli contornati da rossi anturium, colori allegri come era Michele, nonostante la malattia, il Parkinson con cui combatteva da anni, ma non si è mai scoraggiato, mettendo il proprio entusiasmo nella famiglia, nel lavoro e nella sua grande passione, la politica. È l'amico, suo testimone di nozze, Dimitri Coin, a ricordarlo con una toccante lettera. La commozione più volte prende il sopravvento. Quello che è capitato ci ha lasciati tutti sconvolti. Non dimenticherò mai, caro Michele, la voce di Viviana che mi dice tra le lacrime che non ci sei più. Non ci voglio credere. E faccio fatica anche io. Ricorda le ultime telefonate con Michele dopo le dimissioni dall'ospedale dove era stato ricoverato per qualche giorno. La settimana scorsa era pure uscito fuori casa per fare 2 passi. Nelle ultime conversazioni telefoniche che abbiamo avuto la voce era distesa, rilassata. Mi diceva che si stava riprendendo anche se le giornate non erano tutte uguali. Mi ricordava che oramai da mesi avevamo una pizza in sospeso con le nostre mogli Viviana e Carine. E quello che ci resta è la considerazione che non dobbiamo mai rinviare le cose che possiamo fare subito. Coin ricorda la passione dell'amico per la politica e la Lega. Dicevi che siamo la tua seconda famiglia, alla quale hai dato tanto, portando una lucidità di pensiero e una forza di ideali. Che se queste caratteristiche fossero contagiose, la nostra società sarebbe sicuramente migliore. Forse però siamo stati una famiglia che avrebbe potuto o addirittura dovuto restituire qualcosa di più.
Venerdì, quando te ne sei andato, è sceso il buio, le parole di Don Michele durante l'omelia. Ora, ha aggiunto, rimangono molte domande senza risposta. Era già impegnativa la convivenza, la malattia. Perché questa morte? Le ultime parole di Coin sono un saluto, un arrivederci all'amico Michele. Sono onorato di averti fatto da testimone in questa chiesa nel giorno più importante per una coppia. Ci lasci un'eredità morale importante, tu prigioniero di una malattia subdola ma pieno di iniziative, sogni e desideri. Te ne sei andato troppo presto. Non eravamo preparati, mi dispiace tanto. Ora sei andato avanti, ma un giorno tutti noi ci rincontreremo. Vai con Dio, amico mio. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio. Entrerà a regime nei prossimi mesi il nuovo polo logistico di Marchiolo lungo la Treviso Mare a Roncade, un'area questa sempre più strategica. La vicinanza all'autostrada e la Treviso Mare che la attraversa, arterie viarie che fanno di Roncade un territorio strategico dal punto di vista logistico, senza dimenticare l'apporto della Pedemontana Veneta. Tra fine 2023 e inizio 2024 qui dovrebbero iniziare i lavori per la realizzazione tra la regionale 89 e la 4 dei magazzini Amazon. A poca distanza sono già in attività ed entreranno nei prossimi mesi a pieno regime i 40.000 metri quadri del Maxi Polo Marchiolla. Sarebbe sicuramente un bellissimo investimento anche per quanto riguarda un incremento dell'occupazione. Non certo trascurabile la ricaduta occupazionale che realtà come queste avranno sul territorio di Roncade e sui comuni limitrofi. Basti dire che nella nuova struttura di Marchiol saranno impegnate 300 persone. Non è stata certo una scelta casuale quella della storica azienda trevigiana che si occupa della fornitura di materiale elettrico di realizzare proprio qui il centro direzionale e il polo logistico che vedrà all'interno dei magazzini tecnologie per efficientare ulteriormente il lavoro e dove nei prossimi mesi saranno concentrate le attività fino a questo momento dislocate nei 3 hub di Villorba, Porto Gruaro e Mestrino. La Treviso Mare è sicuramente una direttrice strategica, siamo in un punto circa alla metà del Triveneto. Abbiamo dei caselli che sono molto comodi con l'apertura del casello di Roncade e oggi con l'autostrada Pedemontana Veneta siamo anche facilitati nel trasportare le merci nelle zone di Trento e Bolzano. Vero è che soprattutto durante la stagione estiva la Treviso Mare vede il suo traffico veicolare aumentare esponenzialmente verso le località del litorale. In tal senso si cerca di accelerare per la realizzazione dell'autostrada del mare. Per andare a portare un po' di materiale a Jesolo sicuramente, però se venisse messa più in sicurezza sicuramente questa strada faciliterebbe sicuramente anche il nostro lavoro. Sarà celebrato giovedì pomeriggio alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Fiore il funerale di Maurizio Raccanello, l'imprenditore di 69 anni morto precipitando durante un'escursione nella zona di Monte Sperone nel Bellunese. Una passeggiata che si è trasformata in dramma, il telefono dell'escursionista che suonava vuoto, poi il ritrovamento del corpo senza vita. Proprio il silenzio del suo cellulare ha insospettito i parenti che lo attendevano a casa. Raccanello, titolare dello studio a Fotorama, lascia la moglie Donatella, il figlio Marco, la mamma ed il fratello. Il feretro arriverà dall'ospedale di Conegliano. E domani alle 20 nella chiesa di Ramera, veglia di preghiera presieduta dal vescovo Monsignor Corrado Pizziolo in ricordo di Suor Maria de Coppi, religiosa colombiana che il 6 settembre di un anno fa venne barbaramente trucidata nella missione di Chipene in Mozambico. Alla serata sarà presente anche padre Osorio Afonso Citora, mozambicano, missionario della Consolata, che racconterà la sua esperienza in quel territorio. Ed ora siamo alla nostra pagina da Belluno e provincia.
In primo piano la cronaca, l'ennesima tragedia del lavoro, la morte dell'operaio della funivia Araba ha scosso non solo la provincia di Belluno ma l'Italia intera nel giorno della mobilitazione a Vercelli per l'incidente ferroviario accaduto a Brandizzo in cui hanno perso la vita 5 operai ed il giorno dopo l'infortunio mortale sulla seggiovia del Padon, le riflessioni della politica e del mondo sindacale. Noi stiamo facendo l'impossibile, c'è un tavolo anche regionale, dopodiché le dico che la cultura a salvaguardia della sicurezza del lavoro è una cultura che deve essere diffusa. Le imprese stanno investendo e c'è sicuramente molta attenzione, però è altrettanto vero che si può fare ancora di più. Le morti bianche, piaga sociale, con il Veneto che si conferma regione in testa alla classifica per incidenti e morti sul posto di lavoro, 51 nei primi 7 mesi del 2023. Ieri al passo Padon l'ultimo di una lunga e triste scia di dolore e di rabbia. Le cause della morte di Massimo Crepaz, operaio 57enne di Livinallongo, dipendente della società Funivie Araba, per il momento restano oscure. Spisal e i carabinieri coordinati dalla magistratura stanno ricostruendo la dinamica dell'infortunio accaduto ieri un'ora prima di mezzogiorno. L'uomo con esperienza trentennale alle spalle era impegnato nella manutenzione dell'impianto di risalita Padon 1 quando all'altezza del pilone numero 13 è rimasto impigliato nel sistema Fune Carrucola. Era il primo giorno di lavoro per gli operai addetti alla manutenzione degli impianti e Crepaz era il papà di tutti professionalmente parlando. La CISLA di Belluno Treviso con il suo segretario Massimiliano Paglini commenta il presunto errore di comunicazione che pare esserci stato tra la vittima e chi stava manovrando la seggiovia. Non è accettabile, afferma Paglini, che si possa morire per carenza di comunicazione tra soggetti che operano nello stesso cantiere, così come sono intollerabili negligenze, leggerezza e fretta nell'effettuare operazioni di manutenzione, magari per esigenze di risparmio di tempo e di costi da parte delle aziende. Il PD con il suo segretario regionale Andrea Martella chiede che venga attivato con urgenza l'osservatorio sulla sicurezza con il coinvolgimento di istituzioni e parti sociali per contrastare un fenomeno, quello delle morti bianche, che ha raggiunto livelli inaccettabili. Dalla Regione l'impegno del Presidente Zaia, il cui auspicio è che la sicurezza nei luoghi di lavoro non sia solo nelle parole. A una cultura diffusa si riferisce Zaia, che deve andare di pari passo con il contrasto alla carenza di personale negli organici degli Spisal e dei tribunali. È questa situazione contingente a rendere meno sicuri i luoghi di lavoro dove si fanno meno controlli che in altre regioni, la denuncia del segretario del PD Martella. Frattanto c'è attesa per il nulla osta della magistratura, atto finale degli inquirenti, prima della restituzione della salma di Massimo Crepaz ai familiari. L'ultimo saluto a Livinallongo. CISL e UIL con le rispettive organizzazioni di categoria hanno siglato l'accordo per la cessione di ramo d'azienda di Safilo a Telios e Novatec, differenziato il programma di ingresso al lavoro per i dipendenti, 250 andranno alla Telios e il passaggio sarà completato entro la tarda primavera del 2025, 220 la previsione per il Novatec entro il medesimo anno con la possibilità di uscite volontarie per 50 di questi. Tempistiche stringenti, piano industriale di riassorbimento dei lavoratori ex Safilo da realizzare entro il 2025. Da una parte Telios, il colosso del lusso, pronta ad accogliere 207 operai, 18 intermediari e 25 impiegati e ad acquisire il ramo d'azienda della galvanica, pregalvanica e verniciatura. Dall'altra Innovatec di Carlo Fulchir, 220 dipendenti sulla carta, 206 effettivi ad oggi, che si occuperà di finissaggio conto terzi e altre lavorazioni, pronta a lanciarsi nella produzione di lenti entro il 2024. L'accordo della cessione di ramo d'azienda della storica occhialeria di Longarone è stato siglato stamattina nella sede di Veneto Lavoro al tavolo convocato dall'assessora regionale Elena Donazzan, che entro fine mese riunirà entrambe le aziende subentranti. Chiudiamo un buon accordo, io ne ho visti tanti di accordi, ho visto anche tante vertenze, purtroppo non tutte si concludono positivamente. Questa è un buon accordo per 3 ragioni. La prima perché abbiamo trovato degli acquirenti e quindi la continuità produttiva, che è sempre l'obiettivo della Regione del Veneto con l'unità di crisi, cioè continuità nella produzione. Dall'altra la salvaguardia occupazionale. Non abbiamo lasciato solo nessuno, si potrebbe dire, quindi molti lavoratori assorbiti, tutti in questo verbale di accordo, e se qualcuno non dovesse scegliere di stare lì, il territorio animato da noi ha dato disponibilità, no, di
di altri posti di lavoro. In calce all'accordo la firma di Fenca Cisle e Wiltec Will. Abbiamo trasformato una criticità in un'opportunità. Ricordo che eravamo partiti con Safilo che aveva dichiarato la non strategicità del sito e quindi il rischio di tutti i lavoratori. Siamo qui oggi con tutti i lavoratori nel loro posto di lavoro. Non si tratta comunque di un punto di arrivo, bensì di un punto di partenza. Siamo consapevoli che ora si tratta di governare quello che nell'accordo abbiamo sottoscritto, dobbiamo farlo rispettare, dobbiamo vigilare affinché i due piani industriali e le due realtà siano in grado di mettere a terra lavoro, sviluppo e soprattutto garanzie di occupazione nel tempo. Non ha firmato Filtem CGIL che oggi, numeri alla mano, torna sul referendum tra i lavoratori di venerdì scorso e afferma che il sì è arrivato solo da chi sarà assorbito da Telios. Noi passiamo da un'azienda come la Telios, una multinazionale del lusso, con delle certezze dal punto di vista industriale, a un'azienda che sostanzialmente è nata recentemente, perché Innovatec era una società sostanzialmente che non aveva, come dire, attività produttive in essere, diventando, come dire, un conto terzista di fatto, perché basta guardare il piano industriale anche della Telios. E dunque se Innovatec deve fare conto terzismo per Telios, aggiunge Marra, perché il colosso di LVMH non ha ragionato approfondendo il tema delle competenze dei lavoratori Safilo. Alla CGIL in queste ore la richiesta di Cisle Will di ricucire quanto prima lo strappo, perché ora più che mai è fondamentale ricomporre l'idea unitaria di sindacato. L'appello del falegname Giorgio Osta di Padola di Comelico Superiore è stato raccolto e Red Canziane, voce musicista dei Pooh, sarà presente all'inaugurazione del Sentiero della Musica. Si corona così, grazie al nostro servizio andato in onda lo scorso 16 agosto, il sogno dell'ideatore del sentiero animato da personaggi realizzati a colpi di cesello sulle ceppaie degli alberi divelti da vaia. Il percorso parte 3 chilometri a monte del paese, si sviluppa pianeggiante nel bosco e arriva fino alle sorgenti termali di Val Grande. È lì che i visitatori possono ammirare una vera e propria orchestra affiancata da personaggi animati e animali fiabeschi. Giorgio Osta conta di completare la realizzazione dei componenti di un complesso di musica pop, omaggio ai Pooh. In autunno perciò è previsto il battesimo del sentiero e il taglio del nastro sarà affidato proprio a Red Canziane, che, saputo dell'iniziativa e dell'appello, ha chiamato il falegname per manifestargli riconoscenza e garantirgli la sua presenza. Non è stata condivisa la scelta del sindaco di portare in audizione in consiglio comunale la società Nevegal 365. In rotta di collisione i gruppi di opposizione che con qualche distinguo hanno ritenuto fuori luogo l'intervento a gara per l'affidamento degli impianti ancora aperta. Tuttavia l'occasione è stata utile per conoscerne ulteriori dettagli delle proposte di investimento per la rinascita del Colle. Insieme per Belluno Bene Comune e il Movimento hanno lasciato l'Aula Consiliare. PD e Valore Comune sono rimasti ad ascoltare, assieme ai colleghi della maggioranza. Camella Iacchi, amministratore unico di Nevegal 365, perciò ha parlato alla quasi totalità dei consiglieri comunali. Su invito del sindaco De Pellegrini, la Iacchi ha illustrato la composizione societaria e tracciato la linea delle proposte per la rinascita del Colle, dagli interventi di valorizzazione immobiliare alla ricettività e al rinnovo degli impianti nell'ottica dell'inclusività e della sostenibilità, guardando ai Giochi Olimpici Invernali 2026. La nostra intenzione è anche di sviluppare altre parti del Nevegal, costruendo per esempio un camper park e un campo da golf. Pensiamo anche successivamente a creare una struttura per la terza età. Un investimento complessivo che necessita dei servizi per rendere il Nevegal vivibile tutto l'anno. Il 2 agosto la costituzione della società, in questi giorni l'apertura del conto corrente sul quale, parola di Iacchi, saranno versati 100 milioni di euro ottenuti da fondi di investimento. Celeres Investiments che si appoggia su delle compagnie di finanziamento. La compagnia di finanziamento con cui abbiamo un contratto di finanziamento si chiama Gas Extra INC
ha sede a Londra. Compagnie finanziarie e la banca svizzera UBS in pole position. Nevegal 365 sembra pronta, il piano faraonico per il Colle Bellunese è un progetto ambizioso ma realizzabile. Certo, al momento e da mesi è in ballo la gara per l'affidamento degli impianti. C'è stata una nuova proroga perché resta da risolvere il problema acqua. Senza la disponibilità di un pozzo che garantisca l'innevamento artificiale, il Nevegal in versione invernale rischia di restare ai box. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio ovviamente alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene. Bentrovati al meteo. Gli ultimi aggiornamenti confermano che per tutta la prima parte di settembre lo scenario meteorologico sarà in generale dominato dall'alta pressione. Di conseguenza il tempo sarà piuttosto stabile. Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì. Sul Veneto tanto sole, cielo che si presenterà in gran parte sereno o al massimo poco nuvoloso. Non si verificheranno precipitazioni degne di nota. Temperature dal sapore tardo estivo, minime sugli 11-19 gradi, massime comprese tra 26 e 29 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso sarà soleggiato con cielo sereno. Al mattino nel fondovalle tarvisiano possibili nebbie o nubi basse. Temperature minime fra 16 e 18 gradi, massime sui 27-29 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, anche qui tanto sole con qualche nube bassa alla mattina. Temperature minime intorno ai 14-16 gradi, massime sui 29-33 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura.